Tacite like a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. La Cina arresta dei tibetani per contatti con tibetani in esilio. I tibetani dedicheranno il mantra di Avalokiteshvara per l'80° compleanno di Sua Santità. Non c'è niente da festeggiare. Il Sikyong sui 100 anni del Partito Comunista Cinese. La Swiss Tibetan Friendship Association e il Tibet Bureau di Ginevra delineano un piano di lavoro per il Tibet. Il gruppo di sostegno al Tibet del Senato francese ospita la riunione introduttiva dei nuovi membri. Terza conferenza sull'ambiente in Tibet, sull'importanza dell'ecologia tibetana sul clima globale. Diversi tibetani della circoscrizione di Jiru, Nakchu, nella regione autonoma del Tibet, sono stati arrestati dalle autorità cinesi per aver contattato dei tibetani in esilio. Gli arresti sarebbero avvenuti nell'aprile di quest'anno. Un tibetano, Gyaching, 44 anni, è stato identificato, ma i nomi degli altri non sono ancora noti. Gyaching è padre di 4 figli e residente nel villaggio di Meri, circoscrizione di Jiru, prefettura di Nakchu. Secondo le fonti, Gyaching incoraggiava spesso gli altri tibetani a studiare e preservare la lingua tibetana e a mantenere unità tra di loro. Ha anche promosso la protezione del fragile ambiente tibetano. L'ufficio di Sua Santità Dalai Lama e il gabinetto dell'amministrazione centrale tibetana hanno esortato tutti i tibetani a dedicare il mantra di Avalokiteshvara nel prossimo 86° compleanno di Sua Santità Dalai Lama. Alla luce della pandemia in corso, il segretariato del Kashag ha diretto tutti i monasteri e insediamenti tibetani per evitare l'assembramento del pubblico e invece festeggiare il giorno come da tradizione, offerta del mandala e offerta dedicate, ossia sciarpe bianche, al ritratto di Sua Santità Dalai Lama. Mentre la Cina celebrava il 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese lo scorso giovedì, il presidente dell'amministrazione centrale tibetana ha detto che non c'è nulla da festeggiare in una situazione in cui i leader non riescono a badare al benessere del popolo che governano. Il Sikyong Pempa Tsering, a cui è stata richiesta una dichiarazione su questo giorno, ha detto che è evidente che la Cina non è riuscita a portare la pace per i tibetani in Tibet e che la Cina è l'unico paese che spende più per controllare le persone sotto il proprio dominio che per difenderle. L'atto del governo cinese di controllare i tibetani e di non rispettare i loro diritti e le loro libertà è stato ancora una volta testimoniato in un video che è recentemente emerso sui social media. Un video girato da un tibetano nella capitale del Tibet, Lhasa, mostra i sentimenti profondamente feriti dei tibetani sotto il dominio cinese. I rappresentanti Ngodop Tsering e Tsultrim Gyatso dell'ufficio del Tibet Washington DC hanno partecipato al seminario sui 100 anni della Cina con il partito cinese, con importanti leader della democrazia cinese. La discussione ha evidenziato gli impatti negativi del Partito Comunista Cinese, compresa la distruzione della cultura, della lingua e della religione del Tibet. Si è anche parlato dell'approccio alla via di mezzo e delle atrocità inflitte dalle autorità cinesi ai tibetani residenti in Tibet. Il Tibet Bureau di Ginevra e i rappresentanti della Swiss Tibetan Friendship Association si sono incontrati per discutere i piani d'azione per il Tibet nella Svizzera francese, in particolare a Ginevra giovedì scorso. Una vasta gamma di questioni sono state discusse durante l'incontro, compresi i futuri piani di supporto al Tibet, lavoro di sostegno a livello di base e le questioni politiche a livello cantonale e cittadino di Ginevra. Il presidente dell'associazione Thomas Buckley, l'ex parlamentare sindaco René Longer e l'ex consigliere della città di Ginevra Marguerite Contat hanno incontrato il rappresentante e i membri dello staff del Tibet Bureau di Ginevra. Il gruppo di sostegno al Tibet del Senato francese ha ospitato i rappresentanti locali tibetani per una riunione introduttiva dei nuovi membri del gruppo mercoledì scorso. L'incontro ha visto discussioni sul Parlamento tibetano in esilio, sulla politica della via di mezzo dell'amministrazione centrale tibetana, sulla situazione critica dei diritti umani e sull'ambiente in Tibet, sulla conservazione della lingua e della cultura tibetana e sull'espansione delle scuole tibetane del weekend a Parigi. L'Environment and Development Desk del Tibet Policy Institute ha organizzato la terza conferenza ambientale del Tibet, una conferenza virtuale internazionale di 3 giorni iniziata il 25 giugno. Importanti legislatori, esperti e sostenitori dell'ambiente provenienti da 8 paesi hanno partecipato alla conferenza per esaminare il ruolo ecologico dell'altopiano tibetano e la relazione con il cambiamento climatico globale. Questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.